Risultati non definitivi 1980. Italia. Cattolici 97,01. Precedenti statistiche 1976. Il Papocchio, 97,9. anzi, tutto quello che Meno non avete visto 0,8. del Papocchio e che avreste voluto vedere, perlomeno noi speriamo che voi avreste voluto vedere. Sì, questo programma che state vedendo in questo momento è un programma un po' particolare, perché è il Papocchio del Papocchio, cioè è una sorta di collage, di riunione, di frammenti, di spezzoni, forse di ritagli, di questo film che tanto ha fatto parlare. Voglio dire che alcune volte quando si fa un film che dovrebbe durare un'ora e mezza, massimo 2 ore, avanza molta roba, soprattutto quando è fatto all'insegna forse del divertimento. Anche a noi è avanzata molta roba e per roba si intende molte scene girate che probabilmente avrebbero meritato di stare nel film, se non fossero state appunto tante. Quello che state vedendo è la scena del film e quindi questa è stata già vista da quelli che hanno appunto visto il Papocchio, ma ci serve soltanto come apertura. Tutto quello che invece vedrete da questa scena in poi, come vedete è quella della palestra del Papa, è appunto inedito, cioè è materiale cinematografico che non è stato trasmesso, che non è stato messo nel film. E vediamo un po' come comincia. Più 3,3. Protestanti 15,3. Precedenti del 76 15,3. Atei e altri più 0,5. Riassumendo, il quadro generale italiano non presenta variazioni notevoli. Nel quadro generale mondiale, invece, notiamo incremento consistente dei buddisti a scapito dei cattolici. Leggero aumento di atei e altri. Polinskaya Spadiakava, come non pensato prima? Ecco Ideo, Deo gratias. Ecco Colomba, ecco Ugo di Colomba. La Chiesa vuole televisione, grande. E questo primo piano non l'avete appunto visto nel film, anche perché tutto sommato era superfluo. Era praticamente l'idea che ha il Papa, naturalmente nella finzione cinematografica, di mettere una televisione e di affidare poi questa televisione a qualcuno che poteva convincere il maggior numero di fedeli, casomai giovani. Atención, espectador, no atacamos esta canción. E tra le invenzioni del film anche un coro finto negro, che significa? Significa che invece di essere di cantare in inglese, come cantano di solito i simpatici cantanti di colore, questa volta il quartetto negro canta in napoletano. È un quartetto che sottolinea spesso le varie fasi del film, come anche questa, quando entriamo in questo finto Vaticano. Che significa? Significa che in realtà non si tratta assolutamente dei palazzi vaticani, ma della più laica reggia di Caserta, cioè la reggia gentilmente messaci a disposizione e naturalmente usata e sfruttata da Mario Marenco anche per i suoi scherzi e lazzi, ci è servita come così pretesto per ambientare invece appunto le scene nei palazzi vaticani. Molte le battute che ci sarebbero venute, come per esempio quella di i primi saranno gli ultimi, come in questa corsa verso i saloni vaticani, poi sostituita da cornuto chi arriva ultimo. Ho ritenuto opportuno riunire il Gran Consiglio Segreto della Suprema Securitas Ecclesiae per annunciarvi quanto segue.
il Papa ha deciso di creare una televisione. Il personaggio che vedete è un personaggio assolutamente inesistente, assolutamente pop, che dice appunto che il film non vuole fare una vera e propria satira, anzi vuole essere soltanto un divertimento, seppure con cose inusuali come sono le cose della Chiesa. Questo è un cardinale Richelieu che, come sapete, c'entra con il Vaticano come i cavoli a merenda, se mi è permesso il paragone. Il cardinale Richelieu è un celebre cardinale che riguarda la storia francese e non certamente la storia della Chiesa. E queste sono le scene di Televaticano, la costruenda, la erigenda Televaticano dietro le quinte. I personaggi che vedete sono personaggi veri, tecnici veri. Questa suorina è Milly Carlucci, poi assurta ai fasti della televisione più importante, suora ballerina. Mentre in sottofondo si sente la sigla di Televaticano, che, guarda caso, è irrispettosamente l'inno dei lavoratori. Ci sono gli artisti convocati dal Papa? Ho subito telefonato agli amici dei servizi segreti italiani e mi hanno mandato questo dossier. Arbore Renzo, disc jockey, ex monarchico e oggi socialista senza capire il perché. Intelligenza modesta, cultura limitatissima basata sulle parole delle canzoni di successo. Amico personale di Pippo Baudo. È invidiato anche per questo da molti nel suo ambiente. Suo idolo, il cantante di rock and roll, Elvis Presley, pericoloso. Isabella Rossellini è figlia di una svedese e del regista Vittorio De Sica, errata corrige Roberto Rossellini. Aspetto ottimo, colorito pallido, nasconde sotto un'apparenza innocua un carattere violento e volgare, pericoloso. Benigni Roberto, distrazione proletaria e tuttora incensurato pur essendo comunista. Non ve l'aspettavi, vedeli, che il parroco è arrivato da sopra. Invidioso dei successi di Arbore è cinico e senza scrupoli, come ha dimostrato presentando un inqualificabile festival di Sanremo, suoi idoli. Antonio Gramsci e Bobby Solo. E parlerò di un argomento toccante, che tutti voi, prima o un giorno o l'altro, desiderano parlare. E cioè, silenzio, un argomento importante, il peccato originale. Mica bisogna dimostrare. Il peccato originale, dettosi così, in quanto che era un peccato originale. Come mai originale? Nessuno di voi se l'è mai chiesto, perché vi hanno sempre detto delle bugie, scusate per la categoria, delle bugie che io però vi esplicherò la verità. Sì, questo peccato originale di cui tanti di voi hanno sentito parlare è un fatto straordinario. La cosa avviene così, tutti ne parlano e nessuno lo sa, ma il vostro parroco ve lo dirà. Il peccato originale. Questo peccato originale ebbe origine. Al principio c'era Adamo e questo Adamo era un uomo che passa il primo del paradiso terrestre e stava nel paradiso terrestre, no? A un certo punto lui stava nel paradiso e guardava tutte le cose che c'aveva, un albero, poi le montagne e poi guardava un sasso, come bello il sasso, guarda che bel fiume e guardare il fiume e il giorno dopo si sveglia e guarda la montagna e guarda il sasso e guarda il fiume. E il terzo giorno si sveglia e guarda che bella montagna, guarda che bel sasso, guarda che bel fiume. Poi si risveglia, ma guarda che bella montagna, guarda che bel fiume che c'è nel paradiso. Ma guarda che bel fiume, e venne una noia, questo fiume non ne poteva più. Pericoloso. E Adamo si sveglia la mattina e fece, dice, cos'è? E infatti se le contò perché se le contava tutti i giorni. E quel giorno lì ce ne aveva una a meno. Orecchie ce l'aveva tutte, no, i diti, tutto perfetto, la tempi, tutto. E la costa da una a meno.
Chi mi ha preso la posta, chi mi ha preso la posta, chi mi ha preso la posta. Urlava come un matto. Quando a un certo punto, da destra, esce un altro uomo. Esce quest'uomo di qua. Allora si alzò poi perché gli faceva sempre male. Esce quest'altro uomo, ma diverso, abbastanza hippie, se no, figlio dei fiori. Così, con tutte le cose da donna, no? Così, lui non sapeva la donna, no, credeva fosse un altro Adamo, dice guarda quanti Adami c'è nel paradiso. Ma era un po', insomma, gli piaceva, sentiva attirato abbastanza da questo personaggio qua. Quest'altro personaggio, Eva, è sempre stata furbettina, no? Passeggiava, si dischettava così, un motivetto dell'epoca. Quando passando davanti mi si fermò e dice, ciao, mi offri qualche cosa? Adamo, no? Andò proprio testuale, no? E questo Adamo, gli piaceva questo altro Adamo, pensava lui, no? Dice, certo, dice, se vuoi venire nel mio paradiso terrestre, sto qui vicino, un passo qua, dopo questo fiume noioso, c'è il paradiso terrestre. Dice, grazie. E andò nel paradiso, nel cielo. E Adamo dice, cosa ti posso offrire? Dice, ma mi piacerebbe questa mela. No, proprio le mele no, perché aveva avuto l'ordine di non dare le mele, non si sa. Dice, guarda, se vuoi nespole, vuoi una nespola, ti do tutte le altre. Pino, non vuoi niente, vuoi una spremuta d'arancio, una susina, una macedonia. Se c'è le mele, no, senza mele, però la macedonia, banane, ananas e maraschino, come lo vuoi? La frutta della lascio di tutti, ma la mela mi spiace, non te la posso fare. Vuoi la mora? Vedi, la mora è splendida. Insomma, glielo disse, no? E dice, la mora è una cosa meravigliosa. E questa la mora. E lei dice, vuoi la mela? Dice, no, mi piacerebbe la mela, ma la mora no, la mora mia. E noi, insomma, non voleva mangiare questa mela. Però voleva la mela. Voleva la mela, alla fine Adamo gli disse, senti, io questa mela te la do, cara Eva, però mi fai arrabbiare tanto. E lì tanto c'era anche il serpente, diceva, dagli questa mela, se la merita, non poteva mangiare la mela. A un certo punto, Adamo piglia la mela senza farsi vedere. Ecco, il peccato originale, insomma. Piglia questa mela e gliela dà a Eva. Cari fedeli, detto un morso, appena hai detto un morso a questa mela, Adamo, Santissimo Signore, venne proprio, insomma, gli saltò addosso, si saltarono addosso tutte e due. Ci saltarono addosso me con tutte le frutta che avevamo mangiato, lapidi secchi d'altri, ci buttarono in terra tutti, sembrava proprio un ortolano, tutti sotto, pieno di frutta. E stavo lì con questa costola, non sapevano trovare la posizione, si voleva farla molto semplice. Adamo gli era questo scatto appena controllato, gli venne gli da sopra la cosa, gli saltò e aveva un po' male. E mentre stavano sotto, Adamo si trovò a svegliarsi così, no? In questa posizione qui c'era non poggiare questa costola qua. E Eva mi si mise per così. E dice no, cambiamo che mi fa male la costola di qua. Allora si provò, Adamo si mise così, no? E Eva si mise lì. E il serpente sotto, piglia sta mela, e sta fermo con questa mela, mettiti di sotto a te, insomma si misero in una posizione originale. E questa posizione originale a un certo punto fu interrotta dalla voce da sopra, come vuol dire, è l'ora di finirla, si sentì, no? Perché si smisero tutte e due e dicevano che peccato, perché non si erano trovati, no? Nella posizione e si risentì la voce un'altra volta. Allora è l'ora di finirla. Allora smisero e poi dice che peccato. E questa sarebbe la spiegazione del peccato originale da parte di Roberto Benigni. È abbastanza originale. Mario Marenco, architetto scenografo, pregiudicato per furti con destrezza in casa, mezzi di trasporto fermi e in movimento, grandi magazzini. Giudicato molte volte, ma sempre assolto per semi-infermità mentale. Il freco. Che è differente dal furto, Carmine. Il freco è differente dal furto perché è il freco.
Il Freco Freco, un'invenzione di Mario Marenco. Guarda lì. Stola, finemente ricamata, con plissettature organzinate, di oro tempestato, che noi facciamo scomparire. Per i soddisfatti è solito travestirsi da militare, bambinaia, pompiere, esattore delle imposte, ginecologo pericoloso. Il codice penale, per esempio. Tu sai che cos'è il codice penale? Sì, lo so. E non lo devi dire, lo devo dire io. Il codice penale è quel libro dove quelli descrivono per filo e per segno che cosa ci fanno quelli là se scoprono che cosa noi facciamo qua dentro. Caro Carmine, pian pianino. Oh, codice penale. Io l'ho letto, è un libro noiosissimo, caro Carmine. Evidentemente questo codice penale è stato scritto da quelli lì, che hanno scritto le cose che avevano letto, scritte da quelli che avevano letto le cose scritte da quelli che avevano letto, quelli che avevano scritto le cose che avevano letto, caro Carmine. A proposito, questo telefonino io direi... Carmine? Via? Spazzola? Garçon? Fasson? Alla San Fasson? Voilà! E questo è un altro misfatto di Mario Marenco. Interessante, Carmine, preferisco operare a mano nuda. Continua la sua perquisizione nel Vaticano di notte. Vieni di poi, scusa. Marenco al lobby del furtariello o anche del furto. Oh, sì. Grazie. E come vedete, grande perizia. Carmine, il freco freco. Olè. No? Sì. Voilà. No? Là? La santità. Roma, lì, 4/9/1939, caro Pacelli, ti scrivo per chiederti un piccolo favore. Mia moglie Rachele ha confezionato con le sue mani la camicia che ti allego ed insiste perché io ti chieda di indossarla durante una delle tue prediche domenicali. Sebbene io abbia detto a Rachele che tu vesti solitamente di bianco, lei ti consiglia di provare con il nero che a suo avviso ti dona molto. È sempre elegante in ogni occasione ed oltretutto non si sporca. Nella speranza che non vorrai deludere il piccolo desiderio di Rachele, ti invio un devoto saluto romano tuo, Affamo Benito. Guarda un po'. Ma guarda. Popelin. Ma che razza di marca è questa? Le sorelle Bandiera, donne in apparenza, sono in realtà 3 uomini travestiti. Pericoloso. E questo signor Arbore ha mandato un invito a tutti i parroci d'Italia perché gli mandassero degli artisti nuovi di talento, nuovo, fresco per il suo programma. È stata mia cura avvertire i parroci perché mandino gli elementi più scadenti e squalificati per scoraggiarlo e quindi sabotare il suo programma. Ed eccoli qui i nuovi talenti, arrivati da ogni parte d'Italia, una sarabanda di personaggi curiosi, di geni incompresi.
di cantanti. Signore, che succede? Come? Nervoso. Che succede? Niente, Ma la tonalità mi devono dare. non trova il tono. Giusto, non c'è La la tonalità. La tonalità una volta per tutte. Scusa. Date la tonalità, signore. Chi l'ha presa sta tonalità? Il re. Pagate, signore. Allora, un'ottica così bella me la... Restituite alla tonalità. Ah, una cosa. Ah, Luca, non c'è niente. Come vedete la signora non sa di recitare in pratica, si tratta di una specie di candid cinema. Appassionata come soltanto una napoletana può essere, la signora si produce in un classico della canzone napoletana, Tu non chiagni. Alla batteria il maestro Fabrizio Zampa. Forza Napoli, viva Napoli, viva Napoli. Io amor un canto per te. Ed eccolo, con l'occhio sofferente e la bocca a cuore. Tu non ti niente per me, niente per me. C'è chiuso l'uomo di era Tu non si niente per me, niente per me. Gesù vostro cuore che non può soffrire, l'aria serena vostro amore che non può morire, l'aria serena e sto solo non mi fa bene. Attenzione al refrain. Stop. Ah, non c'è più. Via con le prove, editoriale Marenco. Azione. Strofinacci. Tutto. Quello che alcuni telecronisti vorrebbero fare e che non hanno mai avuto il coraggio di fare. Amici ascoltatori, sai, parlerò oggi degli americani. È arrivato il momento di dirci la verità sugli americani. Essi, gli americani, sono migliori di noi. Eseguirò questa sequenza prendendo la sigaretta volando. Ed ecco un altro incompreso. Sua specialità, prendere la sigaretta al volo. Volando è un suo modo di intendere l'esperimento. Avanti un altro. Beh, la posa non è proprio plastica. E la sigaretta non è stata presa al volo. Ma
La buona volontà c'è. Diciamo la verità, essi sono migliori di noi. 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 Oh. E vediamo ora il perché. Le nostre automobiline sono a 4 cilindri e fanno ridere i polli. Provate invece, amici, a sedervi in una Chevrolet o in una Cadillac. E anche questo è un duo inedito, 2 uccellini. Quello a sinistra si chiama Gino Ventura, suona bottiglie, imita uccellini, fa approssimativi giochi di prestigio, ma è un artista, come avete visto. Quello sussiegoso a destra si chiama Lorenzo Spadone, è un cantante di giacca, o se preferite di voce. Quelli che cantano per i turisti, casomai un classico come Arrivederci Roma o Una gita ai castelli. Qui fa l'uccello. Anche se il suo compagno di ramo evidentemente è un po' seccante. In Italia noi abbiamo Fiumicino, Stintino e Poggio Catino, mentre loro hanno las Bahamas, las Barbados, las Floridas, Las Vegas. Noi voliamo con aeroplani USA, radar USA, blue jeans USA e voliamo con camicie, con bottoncini USA. Una vecchia canzone che molti non più giovanissimi ricorderanno, La Ciuppeta. Che cosa mai vorrà e vuole la ciuppetta? Ve la propone questo giornalaio di Forlì. Sai cosa voglio? Io voglio la ciuppetta. Un bel muchacho, il suo baby si farà, e Martina va, e fuori di città, a testa la stampa con Don Pedro il piazzatore, e Maggi con no, e ridere non può, e senza la ciuppetta e piange 12 al Roma, mamma. E sai cosa voglio? Io voglio la ciuppetta, un bel muchacho, il suo baby si farà, olè! Cantare è anche spettacolo. Ecco che il giornalaio di Forlì si cimenta anche in un balletto. Mamma ti chiedo, e mamma ti chiedo, mamma ti chiedo, mamma, olè, e con la ciuppetta, un bel muchacho il tuo bebe si farà, olè! Vediamo i campionati mondiali di calcio e gli incontri mondiali di box con i satelliti USA e noi voliamo nello spazio astronomico USA sulla Luna, USA. Mangiamo, andiamo al gabinetto e baciamo. Stile USA. Eccolo, è quel Ventura di prima alle prese con uno strumento singolare, una sega.
vera sega da falegname, impegnata a essere grattata perché Ventura vuole cavarci fuori i suoni di Ramona, un'antica canzone. La Ramona di turno è sua moglie, che come vedete si accascia, non sappiamo se per la partecipazione o se per qualche errore di intonazione della sega musicale. È la fine del pezzo. Io, se avrò mai un figlio, lo schiafferò su un aereo di linea che vola sul territorio americano e lo farò nascere sul territorio americano in modo che egli abbia la cittadinanza americana e non sia costretto a fare il soldatino con quelle strane divisacce tutte slargate. Egli, mio figlio, avrà un bel passaporto con quel bello stemma sopra. USA. Appassionata la ringa di Marenco a favore degli americani, mentre un barbiere, non certamente di Siviglia, ma siciliano, è venuto a proporci la sua barba e baffi. L'aspetto per la verità non era rassicurante e pare che se ne accorga anche il malcapitato cliente. Cliente che accetta supinamente, visto che in certi casi è preferibile non contraddire. Incalza la musica sempre più galvanizzante per questo già galvanizzato barbiere siciliano. Ma non erano barba e baffi? Anche shampoo? Sì. È proprio il caso di dire cornuto e mazziato, come dicono a Napoli. Ed eccole le sorelle Bandiera. Impegnate a truccarsi, a mangiare e a vivere la vita delle sorelle Bandiera. Come nasce una sorella Bandiera? Eccole, sempre più femminili. E poi le donne italiane e le donne americane. Le donne italiane sono nere, nere, piccole e puzzolenti di sudore, mentre le donne americane sono alte
e bionde come il miele e come il grano maturo, vedi? Davvero appassionata questa ringa di Mario Marenco a favore degli americani, ed ecco una cantautrice. Madonna, che scialante! Quelle sì, che sono vere bonazze. Signori e signori, io sono una cantautrice. Vi voglio fare ascoltare una mia ultima composizione. Partì soldato. Voi per favore mi rispondete A quale fronte? A quale fronte? Agli indiani. Partì soldato. A quale fronte? Agli indiani. Ripeto, bonazze. È là in caserma che m'aspetta che vada io a liberarlo, ma la fortezza no, si può passare, Galletta ancora ne deve mangiare. Certo, lo stile non è proprio quello di una Loredana Bertè o di una Rettore, Ce lo rifare. ma la volontà c'è. Vado a cantare. Non so mica, non mi emoziono così. No, non sentite, ho una voce soffocata. Ho la voce fredda. Ma è già finita. Sbuffa Silvia Nicchiarica. Lui pensa all'amore. Guarda, chiama, lui pensa all'amore, si consuma, piange, chiama fina e non la vede, poi la voce a lei rimane sgozzata e si addormenta all'amore in cuore, sognando che vola su nel cielo, salutando tutti quelli del paese, poi vede che gira sulla piazza e butta tanti baci che non finisca mai. Gli indiani. È un balletto estemporaneo della cantautrice di Parma. Avanti un altro. Canterò domani un altro giorno. Prego, maestro. Ti prende la malinconia che fino a sera non ti lascia più. La mia fede è troppo scossa ormai, ma prego senza prendere. Proviamo anche con Dio, non si sa mai. E non c'è niente di più triste in giornate come queste per ricordare la felicità, sapendo già che è inutile ripetere chissà, domani un altro giorno si vedrà. Appassionata questa imitazione di Ornella Vanoni da parte di un artista versatile. Eccola infatti in una nuova approssimativa imitazione. Un classico per le imitatrici e gli imitatori di tutto il mondo, più o meno si fa per dire, perché si tratta di Milva. Ed ora Milva. Così, che fa andare alla filanda e chiara la faccenda, quelle come me. E c'è che ci lascia sul telaio le lacrime del guaio di amato te. Perché eri il figlio del padrone, facevi tentazione sedente a te. Così, tra sospiro ed uno sbaglio, son qui che aspetto un figlio e a chiedermi perché non vivevi te.
cane, l'amore, prima sapevi perché, l'amore che cos'è? Loro, gli americani, hanno ben 50 stellette sulla bandiera, noi manco mezza. Ripeto, manco mezza stelletta. Ed ecco la più balzana delle esecuzioni di un classico di Little Tony, Cuore matto. Perdona tutto quel che fai. Una canzone mai rovinata prima, più di così. Così lo perderai. Siamo sulla dissonanza più pura, come sentite. Che ti vuole Ma l'atmosfera c'è, anche se l'acuto è rimasto in gola. Ancora niente, ce n'è di peggio ancora. Però un pezzo di mia composizione, Ecco, vorrei cerino. essere un cerino. Ed ecco l'aspirante cerino, tale Pino Gallo di Napoli. L'ebbrezza del ballo fa allontanare il signor Gallo dal microfono, ma la resa è la stessa. Questo cardinale Richelieu contempla il proseguimento delle prove di questi aspiranti artisti. Cosa fai lassù con quel fiore lì in mano? Ti avvicini col sorrisino, vuoi venire? Se vuoi venire, un bacetto ti darò, un bacetto ti darò. Questo cantante la mimica è tutto. Si sa che si va sulla bocca della mademoiselle, quella vibrante carezza. E l'asma anche. Di una barazzina che mi gira d'attorno, e girandola e mi ruba di mille cuori. Eccolo, il gran finale. I loro figli poi sono figli di americani, mentre i nostri sono figli di introcca, oppure semplici italiani, tutti storti. Vediamo perché. Per colpa delle mucche. Come delle mucche direte voi? Sì, delle mucche dico io.
Le nostre magre mucche brucano, ortiche, succo, cuzzoli, brulli, come le murge, come le madonie. Loro invece hanno migliori pascoli, hanno migliore bestiame, hanno migliori bistecche, hanno migliore pupù. E qui migliore concime, e quindi migliore erba, e di nuovo migliori pascoli, per migliore concime, per migliore latte, per migliori mucche, per migliore erba, per migliori bistecche. Dopo la logica di Marenco ritorna il signor Ventura, questa volta alle prese con le bottiglie suonanti. È vero che ci sono anche dei portaceneri e il numero è rafforzato dalla presenza della simpatica signora Ventura, questa volta spagnola. Hanno migliori antiparassitari, antinebbia, antitarme, antiuomo, specie se negro, rettifico nel graccio, i migliori anticoncezionali, le migliori bombe atomiche. Allora, signori, io voglio cantare una canzone, Bang Bang, sarebbe una cosa della mia gioventù. Bang Bang, e viene qui interpretata da questa simpatica cantante non più in erba. Mi ricordo quando noi eravamo due bambini e puntavamo le pistole dai cavalli a dondolo. L'efficace mimica del compagno Io sparo a te, bamba, che accusa le pistolettate della signora Ben Ben. Chi ha il cuore colpito. Son passati gli anni e poi noi ci siamo innamorati, correvamo per i prati, tu scherzavi insieme a me, bamba, per ridere, bamba, la rabbia me, bamba, e vincerà, bamba, chi ha il cuore. Capita in verità la musica è stata proprio completamente offesa da questa simpatica signora. Un colpo al cuore quando mi hai detto che non vuoi stare più con me, Che non riesce a beccare la tonalità e resto qui, bamba, neanche con la violenza della sua rivoltella. hai vinto tu, bamba, il cuore non ce l'ho più. Quando vedo intorno a me che i bambini giocano e poi fingono di sparare, come mi si sbatte il cuore. Disperata in tutti i sensi questa esecuzione, disperata la mimica del povero colpito. Non lo scorderò mai. Ma se il pezzo poi va male, tutto salva il gran finale. Non
non è. Conclusione, la bilancia pende sempre dalla loro parte, anche perché era sicuramente una bilancia made in USA, fatto col computer, e non alla cavolo come le nostre bilance. No, ragazzo, no, tu non E l'imitatrice è passata a Patti Bravo. Tra le 10 favole che non mi piacciono più. Oh no, oh no. Oh! Ma guarda chi c'è. Questi poi sono gli inventori della parola ok. Che cosa faremo noi nella vita se non avessimo la parola ok? Musica di tamburelli fino all'aurora, il soldato che tutta la notte ballò, vide solo folla quella nera signora, vide che guardava lui si spaventò, con il cavallo, con il prego. Come sentite un repertorio sempre aggiornatissimo, Oh cavallo, che ripropone Oh cavallo. cavallo, oh cavallo, oh cavallo, oh cavallo, oh cavallo. Dicevo che ripropone Oh cavallo. Dicevo che propone, ripropone Oh cavallo. A questo papocchio sul papocchio hanno partecipato Renzo Arbore, Isabella Rossellini, Roberto Benigni, Mario Marenco, le sorelle Bandiera, oltre a Fausto Cassiani Edicolante, Nevio Scurz, cameriere, Gino Ventura, impiegato SIP, Carmenzita Rovelli, Sarta, Anna Celino, casalinga, Sergio Nebbia, pensionato, Pino Gallo, cantautore, Guerrino Leoni, netturbino, Norma Villani, casalinga, Micla Celino, casalinga, Onorato Spadoni, cantante, Alfredo Calabrese, Nanda Bosco Scarillo, napoletano, Ida Mongardi, pensionato, Lillo Galati, animatore. Ciao Babi. Ciao Babi. Goodbye. Goodbye, Bobby. Goodbye, baby. Goodbye, Bobby. Goodbye, Bobby. Goodbye, baby. Addio, Bobby. Bobby. Oh, when the sands go marching in, yes, I want to be in that. Avete visto tutto quello che non avreste... Avete visto tutto quello che avreste voluto vedere del Papocchio e non avete visto. Un collage di frammenti del film Il Papocchio. When the saints go marching in, hear the
pace mia.